Queste 25 che poi si consegnate così. No, li protocolliamo. Sotto scala. E allora tanto vale, vediamo come hanno qualsiasi. All'ufficio protocollo. Sì, al protocollo. Per dire che Dani è spesso nel DPL che Allora dimmelo. L'Asero di apostrofo Asero Antonino. Qua fuori. sì, io sono deputato che faccio queste cose. Castriciano, Denaro, la Sicilia è silenzio, lo Stato non c'è. No, ma io non ce la stiamo consegnando convenzione. Non prevedere il nocciolo del discorso dell'articolo 37, si discute dell'articolo 37, noi cittadini siciliani siamo movimenti aperti. Pensiamo e vogliamo che il futuro della Sicilia è diverso, con l'applicazione dell'articolo 37 secondo anche dei suggerimenti presentati in questo documento, con una bozza di decreto attuativo per l'applicazione totale dell'articolo 37. Non 48 milioni di euro che sono una farsa, ma i 16 miliardi di euro che tutte le aziende portano via e fuori dalla nostra Sicilia, e che se il governo regionale, in particolar modo insomma, tutti i deputati devono appoggiare l'applicazione integrale e veritiera dell'articolo 37. I cittadini siciliani non possono essere presi in giro, perché i problemi è il dovere anche di chi rappresenta i siciliani di tutelare
tutelare e di portare avanti questa battaglia come voi, come tutti noi lo presentiamo, l'abbiamo presentato tutti i rappresentanti e tutti i siciliani. Io spero che questo possa essere messo al centro dell'attenzione, della discussione e del dibattito politico sull'applicazione di questi articoli 36, 37 e la revisione insomma di quello che si sta discutendo dell'articolo 38. Non si può giocare più sulla pelle dei siciliani e noi non vogliamo giocare. E allora la nostra proposta è concreta, noi non manifestiamo, informiamo, ma portiamo anche concretamente delle proposte che possono essere messe al centro dell'agone politico siciliano per risolvere definitivamente in maniera giusta quello che è il futuro della nostra Sicilia. In particolar modo la sovranità tributaria e in particolar modo e basta essere pronti. Io non so con chi di voi ci conosciamo, con Cettina e con altri. Non facciamo diciamo in questo momento una questione di appartenenza, però io Alice, me lo devi permettere, una cosa sull'appartenenza la devo dire e poi però dico anche delle altre cose che riguardano invece le battaglie che facciamo insieme. La cosa che devo dire sull'appartenenza è che io vengo eletto nel partito dei siciliani. Ora questa questione del partito dei siciliani non è che nasce solo e finisce con i mandati degli ultimi anni e con quello che è da venire. Io rappresento, l'ho detto a Cettina, l'ala più integralista di questo movimento, perché sono veramente seriamente convinto che la Sicilia potrebbe camminare sulle proprie gambe. Circa 10 giorni fa, La bandiera dell'Eni. Bravo, circa 10 giorni fa io ho consegnato una bandiera in aula a Crocetta. Quando Crocetta e non voglio prendere posizioni a favore o contro il governo, faccio solo una fotografia dei fatti. Quando Crocetta la settimana scorsa ha convocato l'assemblea per ragioni straordinarie, io ho chiesto che d'ora in poi la straordinarietà si fondasse sugli articoli dello statuto speciale, a partire dall'applicazione dell'articolo 37, continuando con la corte dell'articolo 24, perché sono convinto che se effettivamente le aziende che hanno sede in Sicilia con i loro impianti e i loro stabilimenti lasciassero le tasse, le accise su quello che è la loro produzione, noi a voglia che avremmo potuto già da tempo fare riferimento a quello che è accaduto in Catalogna, perché vedete in Catalogna questa cosa accade e non è più demagogia, loro vanno verso il referendum per il 2013. Io mi permetto di dire che oggi ragazzi qua contrattisti, precari che abbiamo difeso in aula, io vengo dal mondo delle cooperative e lo so, essendo un giovane parlamentare, qui c'è la collega con le altrettante, so che cosa significa lavorare appesi diciamo ad un sistema che si rinnova il contratto di mese in mese. Allora o noi diciamo a far camminare questa terra sulle proprie gambe oppure non abbiamo da andare da nessuna parte, anche perché le dico a mio parere che c'è stato un tempo in cui aveva ragione d'essere una forma come dire di sussistenzialismo dove in qualche modo di assistenzialismo dove in qualche modo Roma ci mandava come dire contributi e lo sono nati gli ammortizzatori sociali e dicendo oggi Roma non è più nelle condizioni di fare questo. Allora come ci sono le macro regioni del nord, a mio avviso sarebbe cominciare a fare sentire in maniera chiara la voce dei siciliani. Io ripeto, sono l'animo a partire dalle cose che noi abbiamo presentato oggi in aula questa mozione, quest'ordine del giorno che dice l'articolo 37 dello statuto siciliano stabilisce che, lo conoscete, insomma fa riferimento all'applicazione vera dove non ci possono essere gli spiccioli di 40 milioni di euro. Noi qua dobbiamo da tutti i punti di vista poter richiedere allo Stato che le somme rimangano in Sicilia. Questo vi posso garantire che tenerebbe il problema dello sviluppo e delle imprese. Dopodiché avrò sicuramente il piacere e l'onore, insieme allargando diciamo, questa forma di collaborazione, perché è vero che io sono eletto del Partito dei Siciliani e rappresento l'ala più, lo ripeto, integralista, capito, indipendentista di questo mio partito. Tuttavia vi dico che ho imparato e ho capito negli anni che cercare la collaborazione anche in altri partiti trasversalmente, qui ce n'è uno di un altro gruppo parlamentare, noi abbiamo fatto un intergruppo giovani, siamo tutti giovani parlamentari sotto i 40 anni e portiamo perché c'è Siracusa che è un grillino, pure i grillini ci siamo insieme, perché stiamo cercando un pochettino
Bravo, stiamo cercando c'è una particolarità che forse sfugge, che sembra, scusi onorevole, una particolarità molto grave, che questi suggerimenti che noi ci siamo permessi di dare umilmente, se non vengono adottati nell'arco di una settimana, 10 giorni, va tutto in fumo, perché l'accordo scadrà, credo, nell'arco di una settimana con Roma. 30 giorni da quando? Non so se mi sono spiegato. Il decreto attuativo ha stabilito che entro 30 giorni da quando se ne è parlato, adesso io la data precisa non lo so, ma più o meno si parla di 15 giorni fa, entro 30 giorni si doveva fare questo accordo di cui si parla. L'accordo perché tra Roma, il decreto attuativo dell'articolo, quindi mentre noi discutiamo loro l'accordo lo fanno e dopodiché possiamo andare a casa. Allora, secondo voi, diciamo, in questo accordo del tutto Crocetta cosa è mancato? Io mi sono fatto noi abbiamo dato, se lei con calma se lo guarda, abbiamo dato tutti i suggerimenti, ma bisogna farli entro questa settimana, questo è il concetto. L'agenzia delle entrate deve essere siciliana, perché le tasse le deve la regione siciliana, no, le proprie tasse le deve... c'è la scadenza no, dico il concetto di allargare il demanio marittimo, sono tutti i punti. Ma che devono essere adottati entro una settimana. Noi chiediamo che tutti i gruppi parlamentari facciano una mozione al governo regionale affinché nella trattativa che il governo regionale ha con lo Stato, e poi non è più trattativa perché non scrive il decreto. Ma come si fa a rintracciarti? Facile, tutto sommato facile. Ma non puoi fare qualcosa anche per loro stamattina? Particolarissimo. È stata approvata. Un minuto, però stiamo parlando sì, ma prima che entri parla anche con loro. No, perché non è sceso nessuno. Non è sceso nessuno. No, qua a disposizione. Non è sceso nessuno anche perché io sono cose da stamattina sono scese. già gliel'abbiamo accennato. Siccome c'è stato qui da mettere su internet, faccio circolare. Un'altra cosa ho fatto mentre ero sopra. Devo capire adesso qual è lo strumento perché obiettivamente il nostro problema è lo strumento di attuazione che non si sono ridotti. Su questo abbiamo fatto una manifestazione. Saluto un attimo i ragazzi storici. Dobbiamo riprendere. Ci sono altri suggerimenti sulla sicurezza. Oggi in gioco la pelle. Queste sono delle risorse economiche, come reperire le risorse economiche, come applicare veramente l'articolo 37. Si parla di 9-10 miliardi di euro l'anno, 48 milioni sono una farsa. Quindi Tanto avere il pregresso che è 3 miliardi di euro. avere il pregresso È una polpetta avvelenata. È una presa in giro. Così 49. È una polpetta avvelenata questo scambio. Non cambia niente, è una finta applicazione. Sì, e quando io dico polpetta avvelenata è quello. Non lo so perché te lo sono incontrato per fare costo. Quindi già comunque noi stiamo approfondendo queste tematiche, le stiamo presentando sui gruppi parlamentari, ci sono dei suggerimenti anche eventualmente per approfondire le tematiche. Le linee guida noi ovviamente cerchiamo di portare a tutti i rappresentanti del popolo siciliano. Oggi la Sicilia è in ginocchio. L'applicazione dell'articolo 37 come stanno facendo loro, con l'assessore all'economia romano che è andato a Roma, piuttosto che l'applicazione dell'articolo 37 ci hanno sciuppato 800 milioni di euro. Questo è un inaccettabile per
per tutti i cittadini siciliani che noi in parte rappresentiamo in questi due comitati. Questo è un appello che noi facciamo e chiediamo che venga seguito in aula e che diventi il centro del dibattito politico siciliano all'interno del Parlamento su queste tematiche che noi abbiamo presentato. Scusa un attimo, basta con i proclami, perché sono proclami quelli che fa il Presidente. Ci eravamo aperti alla speranza, tutto quello che... Dopodiché questo qua mi pare che è la prova negata di quello che lui aveva. Scusate, io vorrei dire una cosa. Il problema grave di questo discorso è la scadenza, le decisioni vanno prese entro una settimana perché il mese è da 20 giorni fa, il mese è partito 20 giorni, quindi le decisioni vanno prese entro una settimana, se no abbiamo scherzato, ecco dove la gravità. Non possiamo accettare che perché il decreto attuativo dice entro 30 giorni, da allora si deve fare, quindi entro 30 giorni non lo fa, noi ce ne possiamo andare a casa, non so se è chiaro. Che fino a ieri erano dello Stato e che oggi andranno alla Regione per il fare l'importo dei 49 milioni, quindi in buona sostanza non ci hanno dato niente, hanno tolto di fatto l'articolo 38. Per difendere la dignità dei siciliani. E l'articolo 37 con il decreto attuativo fatto in quel modo significa impostare definitivamente il futuro, la speranza di salvezza. Questo accordo l'ha fatto senza passare dall'aula, quindi sapete benissimo che sono accordi. Però Stefano, una mozione si può presentare e ti impegni il governo. Allora, chi conosce il professore Costa lo può contattare, già sa che stiamo lavorando assieme. Dovrebbe essere con il problema sono i tempi burocratici. C'era Ferrandelli che diceva questo, mettetevi d'accordo, voleva trovare il modo migliore per essere il più veloce possibile. Parlatene insieme. Il discorso è questo. Allora noi siamo, se il professore mi dà la bozza definitiva e si Non te la dà ancora. no, ci telefoniamo e ci tiriamo Ora gli tiriamo le orecchie, se dipende da noi. gli hanno una persona per dare la scrivania finale. Si potrebbero raccogliere 20 firme per convocare l'aula d'urgenza e se è legittimata ovviamente. Io penso che questo potrebbe essere e se è accettato ovviamente anche il Presidente. I motivi ci sono, Quindi raccordatevi con Ferrandelli, vedete voi. Con tutti che hanno comunque all'interno del Parlamento, qua ci giriamo il futuro, e noi non possiamo accettare queste presidenze. Diciamo che questa per qualche vostra avevamo scritto di nuovo. Comunque è stata inviata a tutti i 90 deputati nella casella dei mail. Sulla casella dei mail. E qua ci sono i suggerimenti di Costa. È un altro, insomma, e poi parte ho visto dell'articolo quello che ha scritto sul link di Sicilia. Esattamente. è un'altra cosa, insomma, il punto franco a Messina. Difendiamo quest'altra prerogativa regionale. Che oggi Messina, se perde il punto franco con l'ente Ronzo, che non è utile, Messina muore definitivamente. Viene tagliato ogni speranza di crescere Tantissimi enti con buoni presupposti e stiamo trasformando tutti in si carrozzoni. trasforma l'uomo politico. L'ente non è colpa dell'ente se è un carrozzone, ma dell'uomo politico che non agisce. L'immobilismo ha favorito e oggi noi abbiamo la possibilità di essere cittadini della Messina. In più c'è una candidatura di un ex presidente dell'autorità portuale Messina. C'è una speculazione d'altro sulla pagina di Messina, stanno distruggendo oggi. Chiama Patrizia. Speriamo che Sì, va bene, noi purtroppo siamo in votazione di Nella bilancio. costata questa cosa. Chiamalo. Va bene. ciao, Mi raccomando. portare avanti questa battaglia perché era una battaglia di civiltà e di dignità del popolo siciliano. Magancia con